Io capisco benissimo la gente che ha subito un terremoto, ha subito una disgrazia come purtroppo in questi mesi, eccetera. Perché ho sentito una desolazione all'interno tremenda. Sono veramente visto il paese distrutto, quando è che riprenderemo la vita in questo paese, che veramente era messo male. E là veramente l'animo era parecchio andato. Il 2 novembre era un mercoledì. Aveva nevicato e la neve cadde per tutto il giovedì, ma alla sera fece scirocco e cominciò a piovere a dirotto e la neve si sciolse. La mattina del 4 anche i piccoli rigagnoli dei monti erano diventati torrenti. Io sentii un boato e poi un rumore di frana. Somor era precipitata a valle inghiottita da uno smottamento. Furono 11 i morti, lassù nel paese a 1400 metri di quota. Una delle salme fu ritrovata solo alla vigilia di Pasqua. A monte di Don di Gosaldo una serie di frane avevano ostruito il corso della Gosalda. Verso le 3 del pomeriggio del 4 novembre lo sbarramento naturale creato dalle frane cedette e la Gosalda si trasformò in una massa informe di acqua, fango, detriti, che alla confluenza con le acque del Miss divennero un'onda tragica che spazzò via l'abitato di California, di cui non rimase che qualche brandello di muro, frammenti, lacerti, l'unica frazione d'Italia ad essere stata spazzata via dall'alluvione e trasformata in un paese fantasma. Così Dino Buzzati ricostruisce quella vicenda. Le 22 famiglie di California fuggirono il 4 novembre alle 4 meno un quarto, insieme con il sacerdote Don Giovanni Marcon. Fuggirono per sempre. Ricostruire qui, a detta di tutti gli esperti, non avrebbe senso. La montagna intorno è marcia, imputridisce, frana, crolla. Vuol ritornare ad essere sola e selvaggia. Solo nella provincia di Belluno furono lesionati o distrutti 4.300 edifici, 528 ponti, 1.346 strade. In tutto il Veneto i morti quel giorno furono 36 e circa 25.800 gli sfollati. Il ricordo più forte che ho è che continuava a piovere e c'era un'aria calda che veniva da sud, con una pioggia trasversale senza fulmini, calma ma molto intensa, che continuava e non smetteva, E c'era quest'aria calda che andava a sciogliere la neve che era già caduta precedentemente in montagna. L'acqua ha cominciato a salire, soprattutto è salita proprio il culmine dalle 10 a mezzanotte, col buio. Non c'era luce logicamente perché era saltato tutto. Era buio, ha cominciato veramente a preoccuparsi e avere paura perché l'acqua si alzava e sentivamo veramente l'acqua che faceva un rumore tremendo. Vedevamo il Brenta che si era trasformato in un animale sconosciuto perché il culmine in mezzo alla corrente, il fiume era molto più alto rispetto alle rive e aveva proprio come una grande gobba e non andava molto velocemente, però aveva un color caffè latte scuro che ci faceva paura. Tutta la ghiaia che era in piazza fino all'altezza del Leone è venuta dalla Val Farzella. Alle spalle avevamo sentito, e là veramente ho avuto grande paura io e anche gli altri che eravamo lì, eravamo una decina di persone, l'acqua alle spalle che ha sfondato, è venuto giù molta acqua e tanto materiale, ma tantissimo materiale. Aveva sentito come un boato. L'Enel ha costruito questo bacino, è uno dei più grandi d'Italia. L'ha costruito però anche d'accordo con i consorzi di bonifica perché soddisfa le esigenze elettriche, ma soddisfa anche l'irrigazione della pianura vicentina e veneta. Non si può tollerare che il bacino del Corno sia caricato al massimo e al massimo anche tutte le centrali che sono a nord, perché può capitare che anziché nevicare
faccia una parentesi di scirocco, allora tutti scaricano acqua e allora è quando che il Brenta, lungo il Brenta non ci si salva, ma va sotto acqua anche tutta la zona del Bacchiglione, tutto il Padovano, tutto il Veneziano. Sonia era una signora di Vastagna che vendeva il pesce in un baracchino di legno che era vicino alla sponda del fiume, e a un certo punto, verso le 3, 2:30, 3, abbiamo visto il baracchino muoversi un po', poi ancora un po' e poi partire. Il livello dell'acqua nel pomeriggio del novembre del 66 è arrivato verso notte però, in quella tabella di marmo chiaro che c'è a lato dell'ingresso della chiesa dedicata al patrono Sant'Antonio Abate. Continuavo a aiutare mia cognata a fare caffè, a fare tè, a preparare minestroni, e li passavamo fuori dalla finestra del primo piano, ma perché fuori la ghiaia arrivava proprio al livello delle nostre finestre. Sicuramente Vastagna ha subito un danno enorme, anche nella coscienza individuale delle persone. E si aveva proprio la sensazione che questo paese non potesse più riprendere. Non è stato più quello di prima. Il problema più grande è quello che si è afflosciata un po' la voglia di essere protagonisti di una ripresa del paese. Soffriamo di uno stato così anche di indifferenza. La via che da Bassano veniva verso nord e andava verso l'altopiano non è mai stata una strada tranquilla, perché c'erano troppe valli che interrompevano la strada e che avevano bisogno di manutenzione continua. Un patto si costruì fra la Serenissima e Venezia. Venezia dava dei benefici a Vastagna e Vastagna assicurava a Venezia la viabilità sempre, continuamente, ricostruendo a ogni alluvione la strada che teneva i rapporti. Io sono partito così, con la mia cinepresa, mi sono messo in tasca alcune bobine che allora si usavano e mi sono avventurato a riprendere queste cose perché era un momento un po' tragico. Il Brenta faceva paura, il Brenta cresceva di 1 metro all'ora, è una cosa impossibile da spiegare. Il colore predominante è una settimana di pioggia, di nuvole nere, il bianco e nero dominava dappertutto, questa è l'immagine che io ho dell'alluvione. Mi sono trovato proprio in questo punto, la confluenza del Brenta con il Piovego, le chiuse che andavano verso la zona del mare, chiamiamo, era diventato un punto nevralgico proprio per il pericolo della rottura degli argini, che avrebbero allagato tutta la zona verso Dolo, Mira e Venezia. La cosa impressionante era proprio quella di vedere la forza dell'acqua che arrivava sia dai monti del Brenta sia dal Piovego, da Padova verso qua, e in questo punto la pressione dell'acqua era veramente minacciosa. La rotta del Brenta qui è stata significativa, ha allagato valli, ha lavato parte di Chioggia, Conche, tutta questa zona che a fatica era riuscita a togliersi dalla difficoltà che c'era per coltivare la terra, per far crescere una famiglia, si è ritrovata veramente penalizzata. La gente in quei momenti si vede che correva su per gli argini per mettersi al sicuro, portavano in salvo le bestie, portavano in salvo i mezzi agricoli,
tutte le biciclette, le auto che c'erano allora le portavano sempre nei punti più alti per salvarle dall'acqua che era in arrivo. Ecco, le cose impressionanti sono state anche un po' l'acqua che saliva dal ponte di Vigonovo, dalla campagna e entrava su, e quindi sì, erano momenti un po' particolari. Dei sollievi si sono avuti anche quando abbiamo visto i vigili del fuoco e i mezzi anfibi dell'esercito che arrivavano in aiuto delle popolazioni, che quindi si tranquillizzavano un po'. Un ruolo fondamentale l'hanno avuto i parroci, che hanno seguito le famiglie in difficoltà, che sono stati assistenti sociali, sono stati vicini proprio a tutte le problematiche del territorio. E infatti da loro ci sono le più belle testimonianze, più vere, più credibili dell'alluvione. Un'altra cosa importante è il ruolo del consorzio. Il consorzio ha fatto un salto di qualità notevole, ha incominciato a riasciugare tutto quello che era stato asciugato una volta, a rifare argini, a portare ad esempio una sicurezza che avevano perduto. Quindi il ruolo importantissimo del consorzio è fondamentale proprio per la vita di tutta questa zona. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando le notizie sono arrivate che il piovego aveva rotto dalla parte del Padovano, diciamo verso Tombelle e Vigonovo, e quindi la zona verso la riviera del Brenta era salva. Se 50 anni fa eravamo in questa situazione, si succede oggi? Ecco, questo è il punto di domanda, perché io mi ricordo che non sono stati fatti i lavori di pulizia dei canali, di pulizia del Brenta, nelle campagne lo stesso, tutti i corsi d'acqua più minori o cose sono stati tutti intasati, quindi se succedesse una cosa del genere oggi probabilmente da qui a Venezia andremo sott'acqua tutti quanti. Pellestrina e San Pietro si erano abbassati di 10 metri, come proprio faceva impressione. Io che ero giovane non è che mi impressionassi più di tanto, vivendo, mio padre era uno dei migliori pescatori di Pellestrina, quindi vivevo il mare, la laguna. Sono andato sopra la scaletta che porta sopra i Murazzi e vedevo appunto massi di quintali spostati dalle onde. È una cosa veramente impressionante. L'acqua del mare saliva e lentamente passava il terrapieno e ha cominciato a scavare dalla parte interna dell'isola. Per cui a un certo punto è mancato il supporto e il murazzo è crollato. Ho visto il muraglione che precipitava e in quel momento si sono incontrate le acque della laguna e il mare. Ci siamo solo raccomandati alla Madonna. È sorta la paura che il mare colpisse le case. Se l'onda del mare avesse investito le case, queste non avrebbero resistito. Ho voluto andare a vedere se la fidanzata si era messa in salvo. Mi sono trovato in difficoltà perché l'acqua mi arrivava al petto, no? Le onde, perché in quel momento c'erano delle onde che battevano sulle case e mi veniva tutto diciamo, l'acqua sulla faccia, no? E fra di me mi dicevo, speriamo di riuscirci a arrivare dalla fidanzata. Un episodio che mi è rimasto impresso era quello relativo al salvataggio di due donne anziane che abitavano in una casa dove per entrare si doveva passare su una calle stretta. Per arrivare in questa casa con l'acqua alta si è andati con una barca piccolina e la forza dell'acqua che dalla laguna andava verso gli orti era tale che delle persone dovevano con la corda tenere ferma la barca fino a che queste signore non venivano messe in salvo. Nel frattempo che camminavo, un negoziante che aveva la bottega di generi alimentari mi ha pregato perché partiva il portone e partendole il portone della bottega, no, tutti i generi alimentari venivano fuori da questa porta.
e mi ha pregato di tenere fermo il portone finché andava per di dietro e puntellarlo, no. Ci siamo anche riusciti, ma aveva perso tutto, no. Una volta messo al sicuro questo signore e camminando tanti mi fermavano, mi parti il portone, perdo i baccalai. Siccome quell'anno lì avevo vinto il quarto nella regata storica, ho detto vado a vedere il maialino se è vivo, si è negato. Andando verso il casolare, l'ho chiamato, quarto, si è messo a gridare come un bambino, come un cagnolino quando è in pericolo. Appena mi sono avvicinato si è girato, mi ha preso come con una paura, una violenza che mi fa ancora male le costole. Arrivato dalla fidanzata trovo tutto deserto, le porte erano partite, non c'era nessuno in casa. Fatalità, si era messo in salvo con una barca. Ho preso mio padre, ho preso mia madre, ho preso le mie sorelle e immerso nell'acqua li ho portati in spalla e li ho fatti uscire dai balconi caricandoli sulla barca. Si andava per le case a pigliare la gente con la barca a remi e si portava a bordo le motosattere, a bordo i morchiatori per salvarli. Qui non si vedeva più il paese perché l'acqua era alta, il mare che veniva di qua, le onde che ha cominciato a buttare via il mulasso, buttare via tutto quanto, e noi si faceva sempre recupero sulle abitazioni che la gente era in pericolo. In quel momento lì che abbiamo trasbordato dalla riva alla motonave, si è visto le nuvole imbruttirsi sempre di più. Sembravano blu e nere. E le ho detto a Ciaci, monta a bordo che è la fine del mondo. Ha fatto circa 1 migliaio di persone quella motonave. Siamo partiti e ci ha portato a Lido. Donne e bambini li hanno sistemati sulle stanze dell'ospedale, mentre per i ragazzi, per gli adulti, per gli uomini hanno attrezzato la sala del cinema, hanno buttato materassi per terra e là abbiamo dormito la notte. Questa gente insomma che era disperata, piangevano, bambini, grandi, che gli anni là non esistiva frigoriferi come adesso, però che le poche abitazioni che aveva un pochettino di lusso, qualche cucina, qualche cosa, era tutta che andava là di riva. Le persone che si cercavano chiedevano dove è finita questo parente qua, dove è finita mia sorella. C'erano di quelli che erano andati con le barche verso la terraferma, altri che come me sono andati a Lido, altri diciamo verso la terraferma, verso Chioggia. Cioè, i paesani, gli isolani, per salvarsi erano sparsi un po' dappertutto. Un mio amico, siccome la moglie non ha voluto allontanarsi di casa anche perché stava poco bene, le ha dato il piccolo e lui l'ha portato in una barca. Finito il temporale, diciamo, di quel giorno, la moglie le dice vai a prendere il bambino. Ma non so, dallo shock, dalla paura, non si ricordava più a chi lo aveva consegnato. Torna indietro disperato anche lui e la moglie quando lo vede solo, è il piccolo? Ti sa che non mi ricordo più a chi che glielo dà. Fortuna che poi, insomma, glielo hanno riportato, ecco. Ma si è preso un bel spaghetto. Dopo tutti i pelestrinoti che fermavano, avevano paura tutti quanti, hanno detto la Madonna dell'Apparizione ci ha salvati. Non è un'alluvione che nasce da niente, è un territorio che è così, ma per governarlo ha la necessità di essere in qualche modo sostenuto dall'intelligenza della gente, dall'amore della gente, ma dall'intelligenza dei suoi politici, dei suoi governanti, perché altrimenti ne verrà un'altra e ci spazzerà via definitivamente.